Non ha Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie e un buon anno a tutti, perché si tratta della mia prima trasmissione dell'anno 2026. Per questa trasmissione, per questo battesimo del nuovo anno, ho pensato che fosse importante ritornare ad Alessandro Manzoni. Prima di tutto perché sono 20 anni che è uscita l'ultima edizione di un'opera che costituirà il nervo dei Promessi Sposi, ma non corrisponde esattamente ai Promessi Sposi. Si tratta di Fermo e Lucia. Sono passati 20 anni dalla nuova edizione curata per le edizioni della Casa del Manzoni, nel 2006, curata da Dante Isella. Dante Isella è stato uno dei protagonisti assoluti della storia della letteratura lombarda, soprattutto, più in generale naturalmente padana e italiana, ma Dante Isella è passato a miglior vita oramai da diversi anni e ha lasciato proprio come sua eredità, tra l'altro, quest'opera che è composta di 2 tomi che andremo poi a rivedere, uscita da 20 anni. Peraltro parleremo anche dei 50 anni della Repubblica, che è la nota pubblicazione quotidiana di informazione che Eugenio Scalfari procreò il 14 gennaio del 1976. Sono quindi passati 50 anni e vale la pena di riflettere su che cosa? Su l'effettivo valore di un progetto che era ai tempi, a detta dello stesso Scalfari, grandioso, per riuscire insomma a catalizzare un certo tipo di opinione pubblica di sinistra. Come, perché le cose sono andate in una certa maniera, lo vedremo. 50 anni quindi sono passati. E poi ancora vorrei parlarvi nell'ultima parte, di altre questioni stimolanti, come la richiesta di mutare un piccolo passaggio dell'inno di Mameli. L'argomento costituisce una patata bollente perché, inutile nasconderlo, negli anni del Novecento, dell'ultimo Novecento, questa radio sicuramente non giudicò l'inno di Mameli come realmente degno degli italiani. E tutto quello che ne conseguì come proposte e spunti, soprattutto con l'alternativa del noto refrain diventato canonico, appunto, relativo all'opera di Verdi Va pensiero, che costituirebbe, secondo, diciamo così, l'ala più dura del movimento che voi conoscete, ci sarebbe appunto ancora oggi una soluzione particolarmente raccomandabile. Ma questo è lo sfondo, perché poi in realtà la protesta nei confronti dell'inno di Mameli arriva invece dal mondo antimilitarista, in parte woke, che non accetta più alcuni passaggi forti che andremo appunto a vedere. E intanto, prima di parlare di Manzoni, io vi vorrei però ricordare un triste fatto, che nella città di Monza è stato sfregiato un leone, dei leoni posti a guardia del ponte sul Lambro. Magari la notizia non interessa molto ai cittadini di altre città, di altre
borghi più o meno grossi del nord o del sud, però siccome è accaduto che dei monumenti pubblici di varia forma, natura, ispirazione siano stati mutilati o sfregiati, specialmente nelle città d'arte, ma anche in altre città minori, allora sicuramente la cosa non può che rattristare tutti. In particolare, sarò molto breve, ma con tanto di atto di dolore da parte mia, in particolare cosa è successo? Nelle notti più calde, si fa per dire, perché faceva comunque molto freddo, nelle notti più calde dal punto di vista dell'umore tra il 2025 e il 2026, l'uso di petardi, che è stato piuttosto consistente anche nella città brianzola o briantea, ha finito per coinvolgere appunto il leone del ponte sul Lambro, perché il petardo è stato inserito in bocca, a quanto pare, della belva, dal punto di vista di chi evidentemente la considera tale e non vuole molto bene, né ai leoni di San Marco né ai leoni di Insubria. E quindi cosa è successo? Che il volto, il muso, per stare in termini animaleschi, il muso del leone, stiamo parlando ovviamente di una statua che ha una consistenza marmorea e materiale indubbiamente di pregio e comunque di fortissima tradizione per la città di cui stiamo parlando. Ecco, appunto, praticamente il volto è risultato completamente sfregiato, complice questo fuoco. Veramente, ecco, un inizio d'anno dove il fuoco l'ha fatto da padrone. Avete sentito Crans-Montana, sulla quale vicenda non mi permetto di intervenire perché sarebbe difficile riuscire a stabilire una riflessione realmente culturale su quanto è fatto, anche perché l'indagine è in corso. Ma ecco, vedere i nostri monumenti nelle nostre città distrutti da chi evidentemente non ha più neanche il minimo dell'educazione, non dico artistica, ma di rispetto delle opere pubbliche che possono essere di valore, di minor valore, ma costituiscono indubbiamente un simbolo, una tradizione, diciamo così, un'onorificenza morale, culturale, sociale, oltre che artistica, di ogni nostro comune. Purtroppo tutti sanno che la città sta degenerando, e non voglio qui infierire sull'attuale giunta che, sapete, sfiora, diciamo, vacilla fra l'arancione, l'arcobaleno e il rosso, ma vediamo un pietoso velo. Il problema è più generale e riguarda qualsiasi città retta anche da forze di destra, perché la gioventù, che può essere costituita solo in parte da Maranza, ma non è detto che corrisponda esattamente in Maranza, nutre nei confronti delle pubbliche istituzioni, in qualsiasi modo esse si manifestano, quindi anche come opere diciamo così monumentali, una forma di sfida, di insofferenza, e quindi tutto questo molto triste, perché la dice lunga sul fatto che oramai l'individualismo, diciamo, l'anticivilismo che caratterizza questo passaggio d'epoca è diventato talmente dilagante da provocare atti vandalici di questo genere. È molto triste, vedremo poi come sarà rifatto il musetto, si fa per dire, della feroce belva, tra virgolette, ma in realtà nume tutelare della città e soprattutto del fiume Lambro, che è un fiume barba
a quanti pensano che si tratti soltanto di uno scorrimento d'acqua sporca, in realtà è un fiume sacro, assolutamente sacro, per la Lombardia, per la Padania e per tutta Italia. Quindi vedremo cosa si farà, ma certamente un'altra nota molto amara che si aggiunge a quelle a cui siamo già abituati. Vi dicevo Alessandro Manzoni, che comunque di Monza ha parlato ampiamente nel suo capolavoro, e a proposito di questo capolavoro sono passati 20 anni dalla edizione critica, quindi ultima edizione di edizione critica, di Fermo e Lucia. È il caso che si ritorni su questa annosa questione? Prima dei Promessi Sposi, negli anni 20 di 2 secoli fa, quindi insomma siamo all'incirca 200 anni fa, Don Lisander pone mano ad un'opera che costituirà il nerbo dei Promessi Sposi. Ma non la chiama subito Promessi Sposi, la chiama Fermo e Lucia. Vedete subito che dal titolo Fermo e Lucia noi abbiamo 2 fattori rilevanti che sono diversi dall'idea che poi ci siamo fatti dei Promessi Sposi. I 2 personaggi avevano una statura più ampia, più rilevante e più personale. Renzo non si chiamava Renzo, che è un nome più italofono in senso lato, bellissimo nome, in senso lato, ma si chiamava Fermo, come molti ragazzi si chiamavano in Insubria e in Lombardia nel 500, 600 e 700. Sapete che poi l'opera è ambientata 2 secoli prima rispetto a Manzoni, quindi 4 secoli rispetto a noi. Tra l'altro nel 27, quindi avremo modo sicuramente di ritornarci, nel novembre del 27 scatta quella famosa data, 6 novembre 27, in cui Don Abbondio, 1627, 400 anni da quando Don Abbondio viene fermato dai bravi. Quindi comunque Fermo e Lucia. Fermo e Lucia è un'opera diversa, l'abbiamo detto, da quello che saranno i Promessi Sposi. Tante volte si è detto, fino allo sfinimento, che Don Lisander è andato sull'Arno a sciacquare i panni perché riteneva che la sua opera precedente, sia Fermo e Lucia che Gli Sposi Promessi, non avessero quel certificato di italianità, quindi tosco-italianità, che era necessaria per far passare il testo come modello di italianità e al tempo stesso anche, diciamola tutta, con piacere anche a persone che giustamente peraltro volevano leggere dalle Alpi alla Sicilia, quindi per tutta la penisola, un libro che effettivamente è diventato uno dei libri più letti nella storia della letteratura italiana. Letto ancora oggi, non in tutte le scuole. Abbiamo visto come, diciamo così, la falce del 68 abbia mutilato, a proposito di mutilazioni di opere artistiche, abbia mutilato sia Dante che Manzoni, nel senso che non si fanno più come si facevano negli anni 30, 40, 50, 60, 70, ma oltre a questo problema, che è un problema più generale naturalmente, che non me la sento in questo momento di giudicare in senso assoluto, bisognerebbe impostare una riflessione su la mentalità tipica di Manzoni, di un mondo che certamente era quello di allora e di fronte al quale la realtà è molto mutata. Ma non entriamo in merito a questo fatto. Invece l'altro problema è proprio la lettura del Fermo e Lucia, perché i nostri ragazzi, anche negli anni d'oro,
erano abituati a leggere la versione definitiva, che è quella più conosciuta effettivamente. Quando invece il Fermo e Lucia, quindi la prima mano, la prima versione, la prima stesura dei Promessi Sposi, di circa 2 secoli fa, è una stesura che è caratterizzata da alcuni contenuti e anche alcuni elementi stilistici e linguistici nettamente diversi dai Promessi Sposi. Certamente voi direte, ma insomma, per certi aspetti è già un bel mattone, ecco, di 700 pagine i Promessi Sposi, figuriamoci pensare di leggere anche o al posto della versione definitiva solo quella versione in Fermo e Lucia. Questo è vero, però vedete, per chi ama la letteratura, ma lo sapete meglio di me, e l'interessante è proprio vedere il percorso di un autore. Se noi andiamo su Pirandello dobbiamo leggere le prime commedie, i primi lavori, per arrivare a capire meglio 6 personaggi in cerca d'autore, anziché tutte le altre opere della maturità. Ma per Manzoni questo vale doppio, perché in effetti nella realtà Don Lisander produsse solo questo romanzo, certamente anche La colonna infame, più le tantissime poesie e poi anche altre opere sul cristianesimo, ma come narrativa reale, ecco, quasi completamente viene occupata da quest'opera. E dalla sua elaborazione continua, che ovviamente richiese molta fatica, a un Manzoni che non era, questo lo diciamo subito, ma non va a detrimento. Basta con le biografie edulcorate come se fossero dei santi. Tutti gli scrittori avevano dei problemi. Ogni scrittore, per quanto grande, aveva dei problemi. E quindi il primo Manzoni, che si accinge a scrivere, diciamo, quarantenne o poco più, il testo che diventerà i Promessi Sposi, si ritrova un po' ingolfato. Certo, e questo va valutato positivamente, perché l'impostazione è linguisticamente e stilisticamente più lombarda di quella toscana o toscaneggiante o toscanistica della versione definitiva. Ma non è solo questo il problema. Il problema è che Manzoni era lento. Cioè non era una persona che, come è accaduto anche in altre epoche, ma soprattutto ai giorni nostri, si mette a scrivere, adesso si usa ovviamente il computer, ma non è neanche quello l'aspetto del mezzo quanto invece proprio la mente, il cervello, che nel Manzoni aveva bisogno di tempo, di deposito, di lentezza. Io vi voglio dare subito un esempio. Perdonatemi soltanto di citare il testo che appunto Fermo e Lucia nell'edizione critica del grandissimo Dante Isella, che io ho avuto una bellissima sera primaverile a Milano la fortuna di conoscere, in qualità io di direttore del Centro delle Culture Lombarde. Ma comunque quest'opera si intitola Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, nella loro prima edizione di Fermo e Lucia, appunto. E sto citando ovviamente quello che è il libro da me acquistato per le prime numerate copie che venivano vendute e che ho avuto la fortuna di comprare. Però il testo è ancora in commercio naturalmente, e sotto il titolo Promessi Sposi, edizione critica diretta da Dante Isella, prima minuta 1821-1823 di Fermo e Lucia. A cura anche, va detto per dovere e rispetto di tutti quelli che hanno sudato, Barbara Colli, Paola Italia e Giulia Raboni. Ecco, ci sono 2 tomi, c'è da una parte il testo vero e proprio del Fermo e Lucia
e dall'altra parte l'apparato critico, che è straordinario, ovviamente, con la sagacia, la profondità, l'arguzia e la minuzia del incommensurabile e tanto compianto Dante Isella. Ma io vi voglio dare subito un esempio per capire la diversità rispetto ai Promessi Sposi. E il primo capitolo lo ricorderete, no? Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno fra due catene. Guardate che i Promessi Sposi è come la Divina Commedia, si può recitare fra due catene non interrotti di monti, a seconda, ecco, tutti seni e golfi a seconda dello sporgere e rientrare di quelli. Poesia, si può dire, ma ci arrivò lentamente, tardamente, dopo riflessioni e rielaborazioni continue, Don Lisanter. Invece sentite com'era all'inizio e spero che non saltiate sulla sedia, sulla poltrona, dalla sorpresa. Sentite un po', quel ramo del lago di Como donde esce l'Adda e che giace fra due catene non interrotti di monti da settentrione a mezzogiorno, dopo aver formati vari seni e per così dire piccioli golfi di ineguale grandezza, io sto leggendo il Fermo Lucia, si viene tutto ad un tratto a restringere. Ivi il fluttuamento delle onde si cangia in un corso diretto e continuato, di modo che dalla riva si può, per dir così, segnare il punto dove il lago diviene fiume. Il ponte che in quel luogo congiunge le due rive rende ancor più sensibile all'occhio ed all'orecchio questa trasformazione, poiché gli argini perpendicolari che lo fiancheggiano non lasciano venire le onde a battere sulla riva, ma le avviano rapide sotto gli archi. E presso a quegli argini uno può quasi sentire il doppio e diverso rumore dell'acqua, la quale qui viene a rompersi in piccioli cavalloni sull'arena e a pochi passi tagliata dalle pile di macigno scorre sotto gli archi con uno strepito per così dire fluviale. Ragazzi, che impressione avete? Mamma mia, era un po' stentata sta prosa, si perdeva nelle minuzie, nei particolari. La mente manzoniana era, come dire, pastosa, ma troppo analitica. Soltanto col passare del tempo si arriva al capolavoro che voi conoscete, laddove evidentemente la sintesi ha vinto sull'analisi e soprattutto diciamo la capacità di riuscire a indicare il luogo eletto per la narrazione, cioè Lecco e dintorni, si staglia in termini perentori quasi pittorici o addirittura scultori. Ma all'inizio non era così. Allora, vi viene un dubbio, ma che si sia deciso nelle scuole di non far leggere il Fermo Lucia perché era una prosa troppo ostentata che avrebbe finito per condizionare negativamente, pensiamo agli anni, ai primi anni del Novecento, addirittura agli anni 50-60, negativamente la prosa anche dei vari allievi, per quanto ovviamente stiamo parlando di un'opera ottocentesca che insomma, poteva suggerire alcuni spunti, ma non la struttura di base di temi, componimenti o addirittura romanzi, naturalmente. Ma quello che emerge soprattutto è il preciso sentimento manzoniano di essere follemente analitico nel dare i ragguagli del territorio, il che non è sbagliato di per sé, si badi bene.
perché quando noi scriviamo un romanzo noi dobbiamo pur sempre partire da uno spazio e da un tempo precisi. Lui lo fa in maniera categorica, troppi narratori del Novecento in parte, ma soprattutto attuali, non lo fanno e secondo me si allontanano dal canone classico. Poi si può discutere, ma non è il momento. Vi volevo soltanto dare un'idea. Poi c'è tutto invece il contenuto. La monaca di Monza ha dei comportamenti diversi da quelli che troverete nei Promessi Sposi. All'Innominato è dedicata molta più parte di quella che poi troviamo nei Promessi Sposi, e moltissimi altri capitoli sono stati cambiati. Io trovo, ovviamente rassicurato dalla buona volontà filologica, soprattutto ermeneutica, esegetica del grande Dante Isella, ma trovo appunto che comunque può servire tutto questo per riuscire a capire appunto come la mente manzoniana si sia raffinata nel tempo. Certo, voi direte, ma non abbiamo più nelle nostre scuole la possibilità, l'occasione, gli spazi, il gusto, l'orientamento per fare tutto questo. Certo, bisogna ripensare a una grande riforma scolastica, soprattutto nell'insegnamento della lingua e letteratura italiana, e poi dell'insegnamento della letteratura di tutte le lingue locali, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche di questo non posso parlare oggi. Vi cito a chiusura della prima parte soltanto un'opera di sberleffo come fu quella di Piero Chiara, I Promessi Sposi, in chiave ironica e satirica e un pochino erotica. Sì, perché in fondo nessun Dio può essere solo santificato. E siccome ero già stato un po' cattivo con Manzoni qualche volta, scrivendo che aveva rubacchiato spunti sicuramente da Carlo Porta, mi fermo davvero qua. Siamo arrivati alla fine della prima parte e quindi noi, dopo il break, riprenderemo il discorso. La parola e la palla alla nostra Natalia. A dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Aggiungo soltanto, per chiudere il discorso su Don Lisander e il Ferma Lucia, che il libro, che costa di 2 tomi, attualmente è disponibile con un versamento, non al sottoscritto, state tranquilli, no? Ma a chi lo vende, ma ovviamente lì andrete anche
partirete da Google ma non su Amazon, cercate comunque Ferma Lucia, dopo vi appare una schermata in cui vi si dice come impossessarsi, alla bella cifra di 150 euro. E voi direte, mamma mia, ma questo qui, cioè, cosa ci consiglia? Di esborsare cifre? Ma vedete, sì, sicuramente è una bella cifra, 150 euro, non lo nego, voglio dire, di questi tempi è veramente una cifra spaventosa. Per un libro, per un doppio libro, perché c'è il testo nel primo tomo e nel secondo tomo c'è tutto l'apparato critico che è comunque fondamentale. Però per chi è veramente appassionato non solo di Manzoni, ma di tutta la letteratura italiana o della letteratura in lingua italiana, ma scritta magari in certe regioni anziché altre, si tratta comunque di un'opzione che arricchisce moltissimo la conoscenza effettiva di un'opera, di una macro opera che alla fine bisognerà giudicare ancora per il futuro se valida o no da sottoporre, è vero, ai nostri ragazzi in qualche maniera. Magari poi anche per decidere definitivamente di procurare un aborto rispetto a quest'opera stessa, non ritenendola né nella versione di Ferma Lucia né nella versione definitiva dei Promessi Sposi degna del XXI secolo. 50 anni dalla Repubblica. Eugenio Scalfari, dotato di uno staff prestigioso, dirigeva a partire dal 14 gennaio del 1976 questa nuova testata. Mi ricordo perfettamente il clima di allora. Il clima di allora, tipico degli anni 70, era quello di una forma di nausea vera e propria nei confronti dei governi democratico-cristiani, così in senso lato naturalmente, e soprattutto sul piano giornalistica di una cultura che, diciamo, una cultura informativa, in parte formativa, che passava prevalentemente dal Corriere della Sera e negli ultimi anni prima della Repubblica dal giornale di Indro Montanelli. Queste due testate non soddisfacevano la sinistra. Il Montanelli non ne parliamo, in quanto il Montanelli maturo ma non anziano, quello che fonda il giornale, che per noi costituisce sempre, intendiamoci, una sorta di sacra Bibbia, ma appunto quel Montanelli lì era molto intransigente nei confronti della cultura di sinistra e aveva impostato tutto un discorso consecutivo al fatto che, attenzione, quelli non più giovanissimi se lo ricorderanno, tra fine anni 60 e 72, 73, 74, soprattutto con la direzione di Piero Ottone, ma non solo, il Corriere della Sera aveva cominciato ad ammiccare alla cultura di sinistra. In una maniera allarvata, si intende, senza mai eccedere e sempre controbilanciando mosse in avanti con altri arretramenti su altri fronti. A questo punto un personaggio eclettico, comunque indubbiamente molto colto, di origine calabrese ma insediato nella città capitolina, Eugenio Scalfari, decide appunto di accettare l'invito da parte di alcuni editori di arrivare in edicola con la Repubblica. Il clima era un clima, tra l'altro, molto teso per le questioni del terrorismo, degli opposti estremismi di destra e di sinistra, ricordo perfettamente, con già diversi episodi inquietanti, e con un'avanzata nel corso del 75 davvero ragguardevole del Partito Comunista.
Il paese era cambiato soprattutto con la legge sul divorzio, il referendum naturalmente, la sconfitta di un certo tipo di cultura democristiana che appariva logora e superata dai tempi, e ovviamente gli aneliti di libertà e di progresso da parte di una classe operaia ancora molto forte, ma legata anche a una parte del mondo impiegatizio e borghese, della cultura ovviamente. La cultura fin da allora, già nel mondo anche scolastico, appoggiava appunto una sorta di rivoluzione più o meno proclamata, che avrebbe comunque, senza passare, si intende, dalle armi come volevano i brigatisti rossi, per carità, ma doveva insomma riuscire a trasformare l'Italia in un paese che avrebbe potuto impostare una serie di leggi e di soluzioni amministrative e giuridiche degne appunto di paesi socialisti, perlomeno socialisti. Il progetto però di Eugenio Scalfari è un progetto, mi si permetta di dire, un pochino diabolico, partorito certamente da una mente effervescente qual era Eugenio, che tra l'altro non è morto da tantissimi anni ed è sopravvissuto a tantissime epoche del Novecento e del primo millennio, che più o meno consisteva in questo: la borghesia deve essere sedotta. Noi non possiamo pensare di fare un giornale tipo pensava così Scalfari. Non possiamo pensare di fare un giornale tipo l'Unità, Manifesto tantomeno naturalmente, o altri Paese Sera, o altri giornali rivolti prevalentemente alla classe operaia o a chi è molto vicino alla classe operaia come i sindacati o il mondo del pubblico impiego di basso livello. Noi dobbiamo puntare alla vera e propria borghesia. E come si fa a sedurre la borghesia? Come si fa a informare in una certa maniera la borghesia? Si creano tutti i presupposti, a partire dalla scelta delle notizie e dai commenti, che furono sempre notevoli come numero naturalmente, e pagine dedicate alla cultura e a un certo tipo di cultura e allo spettacolo, e a livello di esteri, quindi di politica internazionale, delle scelte ben precise. Dunque, la borghesia può essere, la borghesia può essere sedotta dal socialismo o addirittura dal comunismo. Nella mente di Scalfari questo era possibile. E naturalmente i primi anni, ce lo ricordiamo tutti, ecco, non più giovanissimi, tra il 76 e direi la fine degli anni 80, ci fu un giornalismo di battaglia da parte della Repubblica, con inchieste, tutta una serie di provocazioni in senso buono, naturalmente anche comunque ad altissimo livello, dal punto di vista delle fonti, delle inchieste, eccetera. Collaboratori storici che comunque sono rimasti nella Repubblica, che tutti conoscete, non facciamo nomi, avevano quello spazio che serviva naturalmente per riuscire a costruire questo modello. Ma qual è il modello di società che vuole la Repubblica? Era realmente un modello di socialismo, di socialcomunismo, o non era forse semplicemente una forma di radicalismo pur molto avanzato, culturalmente efficiente, che tendeva a distruggere alcuni punti forti della mentalità conservatrice
o liberal democratica in senso classico, come anche un certo legame con il mondo religioso. E certamente, perché tutti ci ricordiamo come la Repubblica, sull'onda delle vittorie degli anni 70 sul divorzio e sull'aborto, pigiò l'acceleratore contro una Chiesa ritenuta ancora molto conservatrice e soprattutto nella figura di Papa Wojtyła, che andava in qualche modo a distruggere quelle radici socialcomuniste che tanto comunque erano a cuore a Scalfari e compagni. Quella Repubblica fu una Repubblica a detonazione progressiva spaventosa, che si schierò anche in alcune questioni di politica interna relative per esempio alla gestione del terrorismo, delle Brigate Rosse, eccetera, eccetera, in maniera appunto da prendere distanza progressiva da tutto questo, ma rilanciando alcuni spunti, no, relativi per esempio al non suicidio dell'anarchico Pinelli, che sarebbe stato l'omicidio, ricorderete tutti, per la strage di Piazza Fontana, ma anche tutto il discorso su Calabresi, eccetera, eccetera. Cioè tutta quella intelligenza che nella fine degli anni 60, inizio anni 70, aveva firmato contro Calabresi, in qualche modo costringendolo alla morte, questo lo dobbiamo dire, cioè creando i presupposti della morte del papà dell'attuale famoso giornalista. Perché tacerlo? Ebbene, tutto quel gruppo lì, è vero, da Camilla Cederna per arrivare, questa volta un nome lo faccio, per arrivare naturalmente a personaggi implicati nello stesso assassinio diretto del Calabresi. Ecco, un gruppo di giornalisti indubbiamente molto colti, raffinati nel procedere e nell'anticipare mosse degli stessi avversari, riuscì appunto a costituire il successo della Repubblica stessa. Indubbiamente anche il formato della Repubblica era un formato tabloid, si dice, che riusciva appunto a stanare, come dire, i nuovi gusti della borghesia. La borghesia era stanca della pagina grande del Corriere della Sera o dello stesso giornale, perché voleva qualcosa di più maneggiabile naturalmente. I giovani figli di papà, ma anche i giovani operai dall'altra parte, ecco, la doppia mossa a tenaglia naturalmente, acquistavano la Repubblica per riuscire in qualche modo a capire come finalmente abbattere quel regime, così veniva chiamato, ce lo ricorderemo, quel regime apparentemente democristiano, ma in realtà formato da uno zoccolo duro e dintorni di mentalità liberale conservatrice che evidentemente costituiva secondo loro la rovina dell'Italia. La Repubblica andò avanti così per moltissimo tempo, ma indubbiamente perse col passare del tempo forza e fiato. Perché chi stava dall'altra parte dal punto di vista dell'informazione, quindi ovviamente il giornale, in parte il giorno e più a livello locale, e diciamo quel stesso Corriere della Sera che era costretto a subire proprio la vendita, la concorrenza, la vendita delle copie in edicola, insomma in qualche modo adottò delle contromisure che riuscirono a bloccare quella vera e propria tempesta, Sturm und Drang progressista impostato dalla Repubblica. E così, complice ovviamente il maturare di una società di fine anni '80 che si stava liberando da alcuni preconcetti in senso lato, anche sul fronte di destra, ma soprattutto si avviava col crollo del muro di Berlino
ad un nuovo assetto mondiale, ecco, complici tutti questi fattori, progressivamente questo grande serbatoio, ecco, questa macchina da guerra, come diceva Achille Occhetto, andò sfaldandosi. Andò sfaldandosi nella misura in cui emerse chiaro questo progetto fondamentalmente radical chic. Cioè non si trattava più, stante una classe operaia in crisi, in forte crisi, non si trattava più di appoggiare la classe operaia come strumento per riuscire ad abbattere l'ancien regime, ma oramai bisognava entrare nei gangli del potere e quindi in qualche modo non dico abbandonare, ma mettere in batteria, come direbbe Mieli, che usa molto questa battuta, in batteria tutto quello che rimaneva del glorioso sindacato e della gloriosa classe operaia. E nascevano nuove proposte, fra cui, e avremo modo di parlarne esattamente fra un anno, la stessa Padania, che al di là poi dei risultati che ebbe, che tutti conosciamo, fu uno del corso degli anni 90 dei grandi arieti che riuscirono a distruggere il sogno farlocco di Eugenio Scalfari, cioè riuscire a sedurre la borghesia. Beh, io vi dico, da piccolo borghese, no, non c'è stato niente da fare, perché noi piccoli borghesi, infami vermi della borghesia piccola del nord e del sud, ebbene, noi siamo per la libertà, noi siamo per la vera libertà, e questo radio lo dimostra ancora oggi, nel 2025. Siamo per un progetto di libertà fondamentalmente cristiana che coglie il frutto di una certa tradizione classica del liberalismo per aprirsi certamente alle novità, alle forme, ma esorcizzare in maniera forte quello che è stato il risultato culturale della Repubblica di Scalfari. Il mondo, cioè come dire, il superamento dell'operaismo attraverso il mondo dei diritti fine a se stessi. E qui non voglio parlare soltanto dell'LGBTQ ovviamente, ma di tutti quei diritti a sfondo individualistico che hanno testimoniato l'insuccesso stesso di un modello di società, che appare ora quanto mai, oramai nel corso del secondo 25ennio del terzo millennio e del XXI secolo, appare oramai fallimentare. Quindi tutta questa ricaduta che resiste certamente nel momento stesso in cui la Repubblica ancora oggi tende, direttamente o indirettamente, a difendere alcuni spunti pro-PAL, pro-MAD, alcuni ammiccamenti a forme residue di comunismo e di socialismo, alcuni ammiccamenti ad un modello di gioventù alternativa che in realtà non ha niente da dire e non ha più niente da dire. Per colpa della stessa Repubblica non ha più niente da dire, perché il tramonto dei giornali, diciamo così, di difesa della classe operaia e del modello realmente socialista ha lasciato il posto al vuoto assoluto, ha lasciato il posto ai ragazzi che distruggono i leoni del ponte di Monza, ha lasciato il posto alla masturbazione dei social, no? In cui ci siamo tutti dentro. E basta, 50 anni della Repubblica. Ciò non toglie, si intende bene, che esistano dei personaggi, sia essi giornalisti puri, collaboratori esterni, intellettuali,
di grandissima levatura, che comunque continuano a collaborare con la Repubblica per tantissimi motivi. E non toglie anche che la Repubblica continua ad essere, secondo me, un avamposto di quella cultura vincente a livello editoriale, a livello scolastico, eccetera, eccetera, che impedisce l'esercizio della vera libertà in Italia, che difende una magistratura malata, che difende un mondo che è tramontato nell'animo, ma che ancora persiste in una forma proterva di intellettualismo fine a se stesso. Bisogna arrivare oramai verso i 70 come me, avere vissuto tutte queste epoche, diciamo lo sfaldamento della democrazia cristiana, il post muro di Berlino, la globalizzazione, l'era della crisi finanziaria del nuovo millennio, il Covid e le guerre attuali. Ecco, tutte queste epoche succedute l'una all'altra fanno maturare sempre di più l'idea, no? Che quel tipo di giornalismo, onorevole per chi ci ha creduto e chi lo ha fatto in buona fede, ma sicuramente perdente e fallimentare nella cultura veramente popolare dell'Italia, ecco, quel giornalismo sia letteralmente e definitivamente fallito. Non solo, certo, per la crisi complessiva del mondo cartaceo, naturalmente. Quando noi andiamo a comprare l'Espresso e Panorama, le compriamo tutte e due spesso. Vedo molta gente che come me compra tutte e due, Panorama e l'Espresso, per vedere i fronti contrapposti. Sull'Espresso collaborano ancora alcune figure che avevano collaborato per la Repubblica, ma ci rendiamo conto che il consumarsi di un certo tipo di giornalismo per l'Espresso, anche di tipo settimanale, cioè più prolungato nel tempo e nelle frequenze, e quasi da lettura da 700 del primo giornalismo per il gusto di un certo tipo feuilleton parapolitico, beh, anche quello oramai è al tramonto. Non sappiamo che cosa preserverà il futuro, non sappiamo come un certo tipo di sinistra andrà avanti a parlare al mondo, a far credere ai suoi miti. Non lo sappiamo più perché i miti stessi si sono sfaldati. E il Corriere della Sera, mi ricordo ancora, dopo l'89-91, in una revanche, in un rigurgito di sano liberalismo, dedicò ampie vignette e commenti al capolinea del marxismo. Ma se, come dice Roberto De Mattei, che è un illustre storico ma anche commentatore politico, e andate a vedere il suo sito, ecco, è nato una forma di neomarxismo colluso col mondo islamico, colluso con una disperata voglia di distruggere ogni residuo, secondo la loro volontà, di cristianesimo e di liberalismo reale. Ecco, allora tutto questo produce, ecco, quello che adesso noi vediamo ancora come rottame culturale del giornalismo di sinistra. Ecco, e mi fermo qui. Ultima battuta sul Lino di Mameli: si vuole togliere il sì, no? Siamo pronti alla morte, eccetera, si vuole togliere il sì. Era un inno militarista. Noi lo bocciamo, noi liberal-leghisti lo bocciamo, non tanto perché era prodotto dell'Italia. Noi crediamo nell'Italia, ma in un'Italia federale, che sono convinto avrà un altro inno, che non è quell'inno militarista, romanocentrico, no? Di masturbazione classicista e di onnipotentemente fascista, realmente fascista. Mi si permetta di dire che è l'inno di Mameli. Io so che qualcuno viene sconvolto, perché bene o male tutti abbiamo amato quel feticcio. Ma sono sicuro che comunque, al di là del fronte da cui arriva attualmente quella proposta,
con il quale in parte ammicchiamo, ma non del tutto, potrà finire per lasciare il posto a qualcosa di grande e di meglio, perché la nostra libertà non è attaccamento al passato, non è usmare, uso una parola dialettale del nord, usmare le feci dell'Ottocento e del Novecento, ma aprire veramente al nuovo che conta. United States of Italy, per sempre. Venezia risorga, a risentirci. Avete ascoltato